la A4, oggi l'annuncio della società Autostrade Alto Adriatico, lato friulano fino a Porto Gruaro verrà ultimato entro l'estate. Tempi ancora lunghi invece per il tratto veneto, tristemente noto per il gran numero di gravi incidenti. Ha tentato di fuggire ad un controllo dei carabinieri tentando di investire un militare contro l'auto di un pregiudicato tunisino di 28 anni, esplosi 2 colpi, è successo a Marghera. Scabbia in casa di riposo, cade a Campodarsego, attivato il protocollo sanitario insieme all'ULSS 6, 20 i casi tra gli anziani, scattato l'isolamento. Aveva rapinato pochi spiccioli ad un'anziana spruzzandole in faccia spray urticante, un 29enne è stato arrestato dai carabinieri a Thiene. Ha ucciso un cane a fucilate, il questore di Padova ha disposto il ritiro di fucili e pistole e la sospensione della licenza nei confronti del cacciatore 64enne di Lozzo a Testino. Elezioni comunali a Rovigo, alla fine la spunta la Legacy di Fratelli d'Italia, la candidatura della Civica, Valeria Cittadin tra i nomi proposti dal Carroccio, con lei centrodestra unito alle urne. Allontanato dal centro di Cortina, accompagnato nei boschi circostanti, il cervo Isaia era stato immortalato mentre si aggirava tra i banchi del mercato settimanale, diventando un'attrazione tra residenti e turisti. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali, questi i titoli di oggi, ma in primo piano come sempre il sondaggio del quale vi renderemo noto l'esito questa sera nel corso di Ring in onda a partire dalle 21. Oggi in Consiglio dei Ministri la bozza di riforma dell'ordinamento giudiziario voluta dal Ministro Nordio, che prevede tra l'altro test psicoattitudinali per entrare in magistratura dopo il concorso. Associazione Nazionale Magistrati sul piede di guerra, diviso anche il CSM. Ecco dunque che vi chiediamo di esprimere la vostra opinione su questa domanda. Test psicologici per i magistrati, Nordio ha ragione? Potete esprimere il vostro parere con una chiamata gratuita ai numeri che vedete in sovraimpressione. Ed ora le notizie di oggi, terza corsia della A4, in queste ore l'annuncio della società Autostrade Alto Adriatico, il lato friulano fino a Porto Gruaro verrà ultimato entro l'estate. I tempi appaiono invece ancora lunghi per il tratto veneto, tristemente noto per il gran numero di gravi incidenti. Cantierizia di terza corsia, noi confidiamo e stiamo facendo di tutto per aprire il tratto ovviamente fino a Portogruaro entro l'estate. La buona notizia arriva per il versante friulano della A4. I vertici della nuova concessionaria annunciano la tanto attesa apertura del tratto fino a Portogruaro. Ci sarà invece ancora da attendere per il tratto maledetto, anche se un passo avanti c'è con l'appalto dei cavalcavia. Abbiamo già appaltato 10 cavalcavia anche sul tratto da Portogruaro verso Venezia e continueremo su questa strada. A margine di un incontro a Vittorio Veneto con le scuole, 2 quelli organizzati in Veneto, altri 8 in Friuli Venezia Giulia, il vicepresidente della concessionaria illustra il cronoprogramma dei lavori per rendere più sicura la A4, nonostante le difficoltà. Anche l'aumento dei prezzi non ci ha aiutato e abbiamo dovuto rivedere le coperture del piano finanziario. Questo ovviamente è stato un elemento di difficoltà in più, ma che stiamo affrontando ovviamente con determinazione. Se i dati dei primi mesi del 2024 mostrano una diminuzione degli incidenti del 10% a fronte di un incremento del traffico dell'8%, continua ad essere alta la preoccupazione dei sindaci del Veneto orientale, quelli appunto del cosiddetto tratto maledetto. Il nostro tratto, a differenza di quello friulano che sembra sia pressoché in fase di arrivo, il nostro tratto invece siamo ancora sulle fasi di acquisizione delle aree del sedime della terza corsia, quindi comunque manca ancora tantissimo per vedere la terza corsia realizzata. Come sindaci purtroppo siamo sempre coinvolti, perché un mezzo che esce dall'autostrada e che crea danni appena fuori dall'autostrada, poi i problemi sono sempre del comune. E quindi siamo fortemente preoccupati. Speriamo appunto che partino finalmente i ponti, perché questo è il primo momento per poi continuare con tutta l'attività della terza corsia, che ad oggi sembra comunque ferma. Ed 1 chilometro di coda si è registrato lungo la A57
parte tangenziale di Mestre attorno alle 14:30 a causa di un incidente. Un'auto che viaggiava in direzione Venezia si è schiantata contro il guardrail girandosi su se stessa. L'incidente è avvenuto all'altezza dello svincolo Mira-Oriago in direzione Venezia. Tra le ipotesi il colpo di sonno, l'acquaplaning sul posto, i vigili del fuoco, la polstrada e il personale di CAV, inevitabili i rallentamenti alla circolazione. La cronaca dal veneziano, ora episodio da chiarire in zona industriale di Marghera dove un'auto sarebbe fuggita all'ALT dei carabinieri. Sentiamo cosa è successo. Ci sarebbe il tentativo di fuggire all'ALT dei carabinieri alla base di quanto accaduto a Marghera, nella zona di alcuni capannoni non lontano dai centri commerciali. Secondo una prima ricostruzione, un'auto di grossa cilindrata arrivata in prossimità della pattuglia, invece di fermarsi avrebbe accelerato, sfiorando i militari e fuggendo. A quel punto i carabinieri avrebbero esploso alcuni colpi di pistola e ci sarebbe stato anche un inseguimento. Ora si tenta di capire se, effettuati gli accertamenti sull'accaduto, la Procura aprirà o meno un fascicolo di indagine per capire se e come siano realmente andate le cose. Scabbia in casa di riposo accade a Campodarsego, attivato il protocollo sanitario insieme all'ULSS 6. 20 casi di scabbia nella casa di riposo Mantegna a Campodarsego. Nella struttura che ospita 120 anziani è scattato immediatamente un protocollo sanitario concordato con l'USL 6 Euganea per la sicurezza di tutti gli ospiti. La scabbia è una malattia cutanea provocata dal contatto con un acaro che crea irritazione della pelle e prurito. Il gruppo Geron, che gestisce la struttura, in queste ore sta tranquillizzando tutti i familiari degli anziani. Chi è rimasto contagiato nella scabbia è rimasto per un giorno in isolamento nelle proprie stanze per consentire di essere curato. Le condizioni degli anziani sono buone, le visite per gli altri ospiti non sono mai state sospese, nessuno del personale degli altri operatori dell'RSA è rimasto contagiato. Migliorano le condizioni di salute della 18enne di Feltre affetta da meningite meningococcica e per questo ricoverata da ieri ancora a scopo precauzionale nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Belluno. Questa mattina sono proseguite le attività di sanità pubblica nella sede feltrina del Dipartimento di Prevenzione ed oggi sono state valutate complessivamente poco più di un centinaio di persone con la somministrazione di una decina di profilassi antibiotiche. La sorveglianza sanitaria si chiuderà domani per tutti i contatti del caso relativi alla festa in discoteca del 16 e 17 marzo scorso, comunica l'ULSS 1 Dolomiti. Il monitoraggio resterà attivo per i compagni di scuola della ragazza che hanno condiviso con lei la gita scolastica in Germania, per i familiari e per il personale impegnato nella prima assistenza ospedaliera. Nel Vicentino ora aveva rubato pochi spiccioli ad un'anziana spruzzandole in faccia uno spray urticante. È stato arrestato dai carabinieri. Aveva utilizzato lo spray urticante per rapinare un'anziana e portarle via pochi spiccioli, ma è finito nella rete dei carabinieri. I militari del radiomobile della compagnia di Thiene hanno arrestato un giovane del posto con l'accusa di rapina aggravata. I fatti risalgono all'inizio di febbraio, quando il 29enne aveva intercettato l'anziana che tornava a casa dopo aver fatto la spesa. L'aveva avvicinata e strattonata per un braccio nel tentativo di portarle via la borsa. Alla fine la poveretta era caduta a terra, dove il rapinatore le aveva spruzzato dello spray urticante sul volto per poterle rubare le poche monete che custodiva nel portafoglio. Della rapina si sono occupati i carabinieri, che hanno acquisito le immagini delle telecamere della zona e sono riusciti a ricostruire il percorso del fuggitivo. Alla fine l'uomo è stato identificato e nella sua abitazione sono stati trovati anche i vestiti che aveva usato durante l'aggressione. La procura ha chiesto e ottenuto dal GIP del Tribunale di Vicenza gli arresti domiciliari e ora il giovane è a disposizione dell'autorità giudiziaria nella sua abitazione. Questo atto dimostra l'efficacia, la determinazione di tutte le forze dell'ordine nel proteggere la nostra comunità. È quindi essenziale riconoscere il loro impegno e la loro professionalità nel garantire la sicurezza di tutti. L'arresto di chi commette atti criminali, specialmente quando vengono inflitti danni a individui vulnerabili come gli anziani, è un passo importante verso la giustizia e il mantenimento dell'ordine pubblico. C'è altresì da dire che la strategia intrapresa da questa amministrazione nel
Potenziare il sistema di videosorveglianza in città è sicuramente la strada giusta per fornire una risposta decisa a chi intende delinquere nel territorio. 2 arresti e 11 indagati è il bilancio dell'ultima operazione dei Carabinieri contro il contrasto delle truffe online, una ventina gli episodi accertati nel Vicentino. 2 fratelli di 33 e 35 anni sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Bagnoli di Napoli al termine di una complessa operazione condotta dal comando provinciale di Vicenza. Sarebbero loro i responsabili di una ventina di truffe online e l'utilizzo illecito di carte di pagamento con la sottrazione indebita complessiva di oltre 50.000 euro in numerosi comuni della provincia iberica. Le indagini erano iniziate lo scorso maggio a seguito di una denuncia ai carabinieri della stazione di Piovene Rocchette da parte di un giovane di Sant'Orso. Dalle sue carte prepagate risultavano illecitamente prelevati 3.000 euro. Il giorno prima, in analoghe circostanze, erano stati prelevati 8.000 euro ad un giovane di Monte di Malo. Le truffe venivano consumate secondo 2 modalità. Una prima modalità prevedeva l'invio di un messaggio di testo a cui poi seguiva una telefonata da parte di un sedicente operatore bancario che invitava in maniera inconsapevole l'utente ad eseguire delle operazioni di carattere finanziario. Una seconda modalità invece prevedeva l'invio sempre di un messaggio di testo a cui poi seguiva l'arrivo a casa dell'utente di un sedicente corriere che ritirava le carte bloccate per consegnarne delle nuove. Ai 2 arrestati il GIP del Tribunale di Vicenza ha concesso gli arresti domiciliari su richiesta della Procura. Le truffe risalgono al periodo gennaio-maggio 2023 e sono state consumate nei comuni di Tiene, Creazzo, Cartigliano, Breganze, Fara Vicentino, Vicenza, Sant'Orso, Zanè, Malo, Monticello Conteotto, Camisano Vicentino, Pozzoleone e Chiuppano. Vista la diffusione del fenomeno, le raccomandazioni dei carabinieri. L'invito da parte dell'Arma è di evitare di eseguire operazioni di carattere bancario su canali non sicuri. Pagavano il mutuo con i soldi provento della gestione di un giro della prostituzione, confiscato un appartamento di lusso ad una coppia di cinesi a Padova. Con i soldi della prostituzione pagavano un mutuo per il lussuoso appartamento nel centro di Padova. La Guardia di Finanza e la Polizia di Padova ha confiscato l'abitazione a una coppia di cinesi dopo il provvedimento emesso dalla sezione distrettuale antimafia del Tribunale di Venezia. A luglio l'appartamento di 160 metri quadri era stato già sequestrato dopo alcuni accertamenti patrimoniali nei confronti dei 2 cittadini cinesi, le cui proprietà risultano sproporzionate rispetto ai redditi dichiarati nell'ultimo decennio. Si tratta di 2 coniugi con precedenti penali, tra cui sfruttamento della prostituzione e reati in materia di stupefacenti, che sono stati ritenuti socialmente pericolosi sulla base del codice antimafia. Le rate provenivano da carte prepagate e da versamenti di contanti ritenuto profitto di reato. Ha ucciso un cane a fucilate. Il questore di Padova ha disposto il ritiro delle armi e la sospensione della licenza nei confronti di un cacciatore di Lozzo a Testino. 6 fucili, 2 pistole e 48 cartucce di vario calibro è tutto il materiale ritirato su disposizione del questore di Padova al 64enne di Lozzo a Testino, che venerdì scorso aveva ucciso un cane sparandogli 5 fucilate. Il provvedimento cautelare è stato notificato ieri dagli agenti della divisione della Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura, che si sono presentati all'abitazione dell'uomo. Ritirata anche la licenza di porto di fucile a uso di caccia e la denuncia di detenzione delle armi. Un provvedimento deciso per evitare altri abusi nell'utilizzo delle armi da parte del 64enne agricoltore che aveva sparato a Mochi, esemplare di pastore australiano, mentre stava passeggiando lungo l'argine del canale Bisato a Lozzo a Testino. La vicenda era stata denunciata dall'associazione 100% Animalisti, che aveva ricevuto il video di 2 testimoni che avevano udito gli spari e poi ritrovato la bestiola agonizzante. Il cane era morto poco dopo come conseguenza dei 5 proiettili sparati dal 64enne. Intanto, sempre da venerdì, giorno in cui è stato ucciso Mochi, è scomparsa un'altra cagnolina che vive nella casa adiacente a quella dove viveva il pastore australiano. I 2 cani erano soliti giocare insieme. La politica ora è Valeria Cittadin, dirigente scolastica di Rovigo, il candidato espresso dal centrodestra unito a Rovigo. Volto civico, nome tra i primi espressi dalla Lega quando si è iniziato a parlare di elezioni comunali. La candidatura è stata ufficializzata oggi. Fratelli d'Italia aveva proposto come candidato l'ex prefetto Enrico Caterino, come seconda scelta proprio Cittadin, che oggi ha rassegnato le dimissioni dal ruolo che ricopriva nella CISL
CISL regionale proprio per essere libera di correre per la guida dell'amministrazione cittadina. È sostenuta da Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, dunque espressione del centrodestra compatto. Il meteo con le previsioni del tempo per le prossime ore, perché la Regione comunica che questo pomeriggio sono previste precipitazioni anche in serata, a tratti diffuse con rovesci più frequenti e consistenti su pianura centro-orientale e costa. Domani il tempo sarà in prevalenza perturbato, la fase più intensa si verificherà nelle ore centrali, precipitazioni specie sulle zone centro-settentrionali. Emesso quindi un bollettino che dalla mezzanotte di mercoledì fino alle 14 giovedì 28 marzo dichiara lo stato di attenzione, allerta gialla per criticità idraulica nel bacino Livenza, Lemene e Tagliamento, per criticità idrogeologica sul Piave Pedemontano, Alto Brenta, Bacchiglione, Alpone, emesso anche un avviso di criticità per valanghe. Festa al Centro Congressi di Padova per i locali storici veneti, attività che da oltre 40 anni sono aperti sul territorio veneto. Sul palco mostrano orgogliosi la targa che la Regione ha voluto conferire a 213 storiche attività commerciali che da almeno 40 anni tramandano tradizioni e che nel 2023 sono state iscritte all'elenco regionale dei luoghi storici del commercio. La cosa straordinaria che va sottolineata oggi è che questi hanno visto veramente di tutto. Pensiamo solo agli ultimi 20 anni, l'11 settembre, la crisi dei subprime, l'acme della crisi nel 2013, poi il lockdown nel 2020, la guerra nel 2022, la crisi energetica sempre nel 2022. Cioè queste attività hanno visto veramente di tutto e sono ancora qui oggi con grande slancio, con grande entusiasmo, e sono quelle attività che con le loro radici profonde e la capacità di innovarsi rendono grande la nostra economia. Attività storiche presenti in tutta la regione, da Vicenza a Treviso, da Belluno a Venezia. Prima il nonno, poi i miei genitori, adesso io e mia moglie, c'è anche mia sorella, e si va avanti con tante difficoltà, ma il piacere di trasmettere, cioè di essere un'attività che valorizza il territorio, ci dà la forza di andare avanti. È la passione sicuramente da sempre che ci hanno passato i nonni, poi i genitori nostri, adesso siamo noi. 200 nuovi custodi di una tradizione che però sa rinnovarsi mantenendo fede ai propri principi. Prima cosa bisogna essere onesti con se stessi e con la cliente. Quando che lei è onesto, la cliente arriva ancora. Storie familiari che si intrecciano con il territorio. È nata nel 42 da miei nonni, mia nonna, che ha acquistato questa piccola osteria a 1.000 lire costava, e dopo pian pianino si è sviluppata, è arrivata poi mia mamma e adesso da 15 anni ci siamo noi. Guardare avanti cercando di tramandare ai figli le conoscenze del proprio mestiere. Si spera di andare avanti, il problema è che se non hai un seguito dei figli, perché non è così scontato che i figli seguono l'attività di famiglia. Una volta era più scontato, secondo me, adesso è più difficile. La Camera ha approvato in via definitiva il decreto Olimpiadi. Dopo il via libera al Senato il testo è diventato definitivo oggi pomeriggio. Il decreto contiene disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 ed è volto ad accelerare la realizzazione delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici. Ed è stato allontanato dal centro di Cortina d'Ampezzo e accompagnato nei boschi circostanti il cervo Isaia, noto per essere stato immortalato mentre si aggirava tra i banchi del mercato settimanale. L'animale era diventato un'attrazione per la popolazione locale e per i turisti del centro ampezzano. Con la crescita, tuttavia, si temeva per la sua salute per eventi imprevedibili causati dalla vicinanza forzata con gli esseri umani. Per questo l'amministrazione comunale ha deciso di
tutelare l'animale, nel contempo la popolazione, allontanandolo e accompagnandolo appunto nei boschi. È tutto dunque, grazie per l'attenzione, vi lascio come sempre al nostro meteo. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori. Bentrovati al meteo. Intensa perturbazione in transito sul nostro territorio, dunque condizioni di forte maltempo. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 27 marzo. Sul Veneto per buona parte della giornata il tempo sarà instabile, cielo molto nuvoloso e precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio e temporale, in particolare tra Prealpi e Pedemontana. Dalla tarda serata tendenza a miglioramento con diradamento ed esaurimento dei fenomeni. Le temperature saranno in ripresa, minime tra 5 e 9 gradi, massime tra 12 e 15 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, poche novità anche in questo caso, piogge intense e temporali, localmente anche abbondanti, quota neve a 1500 metri, in serata attenuazione delle precipitazioni. Temperature minime tra 9 e 10 gradi, massime sui 13-14 gradi all'incirca. Stesso contesto infine anche sul Trentino Alto Adige, dove avremo precipitazioni forti e diffuse fino a sera. Temperature minime sui 6-7 gradi, massime intorno ai 12-13 gradi. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento come sempre in nostra compagnia. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori.